Amici bellini, siamo tornati nello studio dove ci si confà, siamo meglio, stiamo un po' più tranquilli, però siamo in grande emergenza perché ci avevano fatto sapere una cosa e adesso ce ne fanno sapere un'altra. Buongiorno è infortunato, vero e proprio infortunato, è una ricaduta, cominciamo. Perché qua insomma, sapevamo le defezioni ovviamente disciplinari di Lorenzo e Anghissà, però Buongiorno pensavamo di recuperarlo, essendo venuto in panchina, poi si allenava durante il fine primo tempo, così adesso si è proprio fermato. È venuto Vincenzo Raiola o Raiola, perché poi non possiamo mai sapere. Benvenuto anche Daniele tra i nuovi abbonati. E lasciate un like per far riprendere questa squadra che adesso è chiamata alle finali, a parte gli scherzi, non ci conviene, però le partite con l'Empoli hanno sempre un sapore strano, dice è fatta, questa va fatta, e invece sono sempre difficili. Ci spostiamo un attimo per sfizio, perché qua questa potrebbe essere la situazione, perché ci hanno fatto sapere che anche Spinazzola non ce la fa. Ora Scuffet probabilmente possiamo far rientrare Meret, se era una questione solamente di influenza, tranquillamente Meret lo possiamo riavere, ma dobbiamo pensare a Mazzocchi qua. Qualcuno stava pensando Spinazzola a destra, che è una possibilità assolutamente, però anche Spinazzola pare che non ce la faccia, e quindi Mazzocchi sicuramente è lì con Rachmani, Juan Jesus che dovrà essere confermato visto che non c'è Buongiorno, e Olivera. Potrebbe giocare la Famarin? No, possiamo escluderla sicuramente. McTominay, che pure aveva preso delle botte, insomma così, dovrebbe poter recuperare. Immaginiamo Gilmour al posto di Anghissà, il che significa doppio play. Potrebbe essere una situazione del genere, con McTominay più avanti, addirittura potrebbe essere in questo caso anche un 4-2-3-1, ma dipende semplicemente da cosa farà Gilmour, se farà quel lavoro di Anghissà su uno dei centrali dell'Empoli, o se semplicemente vediamo il solito doppio schema, perché c'hai uno schema quando sei in fase di non possesso e uno quando hai la palla. Tutto sta a capire quanto Mazzocchi potrà fare quel lavoro che fa Di Lorenzo, che sappiamo lavoro di grande qualità, oltre che le sovrapposizioni, il Di Lorenzo che viene in mezzo al campo, che fa da regia, che diventa quasi una mezzala. Quindi molto sarà richiesto a Mazzocchi. Possiamo fantasticare il Mazzocchi insomma più quinto che non altro, ma poi non hai proprio i centrali per farlo, perché dovresti metterti così con Olivera, Spinazzola non sei sicuro che fa, a Neres si fai fare tutta la fascia, non mi sembra il caso, quindi penso si potrà confermare la difesa a 4 con questa situazione qua. Ancora ovviamente Lukaku, ancora Politano, e speriamo di avere un Neres più vispo, più che poi era anche vispo, però ha avuto dei problemi col controllo di palla. Insomma, mi è arrivato anche un messaggio privato che mi fa riflettere sulla questione Neres, cioè, quando è che Neres ha proprio performato proprio bene? Quando? Perché scrive un motivo c'è, anche se è una regolamentazione internazionale di tanti anni fa. E io gli ho detto dici parla, e lui è online ma non risponde. Una battuta di amici miei, ha scritto anche pensate. Questa è la comunicazione degli arbitri. E questi sono gli arbitri. Aveva anche lo stimolo del trovarsi il posto, di non essere sicuro del posto, e questa è una questione che uno poteva intuirla, però poi quando hai la conferma anche dalle sue parole in intervista, dove dice Conte a un certo punto mi ha richiamato, mi ha detto che non mi ero impegnato abbastanza e questo mi è servito, dice Neres, perché ho bisogno di essere stimolato. È uno dei discorsi che bisogna fare. Bisogna tenere presente che non tutti i giocatori sono uguali, alcuni soffrono il dualismo, alcuni devono avere la certezza, la fiducia totale, se sei tu il titolare non ti preoccupare, non soffrire, altri invece devono essere stimolati, altrimenti si crogiolano sugli allori e si abbassa un pochino la loro performance. Se ci spostiamo, rivediamo un pochino anche meglio la situazione della maglia, così che, signori, a me sfizia, vi ripeto, è probabilmente un po' più scura, però ho letto pareri contrastanti. Penso che il commento generale non è brutta, il che significa che proprio per qualcuno non è neanche bella, ma brutta non è, cioè non c'è
la renna, la macchia rossa, queste cose che insomma rovinano poi una maglia. Una maglia secondo me è godibile, è particolare, poi comunque è un unicum. E io sono molto eccitato nell'aspettarlo. Mazzocchi e Kim un titolare con lei, e non c'era dubbio. Mertens che sta smaltendo. Poi Corsi aveva fatto una chiagnute senza precedenti, Ora in questo caso dice Marianucci, vediamo, c'è l'interesse di altre società, lo vediamo contro Lukaku. Poi ha fatto una chiagnuta Corsi, ha detto speriamo, si può anche perdere, speriamo di non perdere troppo male la partita, facciamo una partita, ma bro Carmen Corsi, dai, mi pare proprio ha detto facciamo una buona prestazione così poi la prossima partita, mi pare col Venezia andiamo meglio, mamma. Insomma, Meret e McTominay in ripresa. Buongiorno, in dubbio Spinazzola proverà ad esserci. E poi il comunicato del Napoli sottoposto a esami strumentali che hanno detto tendinopatia. Ora la parola tendinopatia, il patia ovviamente è il patire, il soffrire, no? Una sofferenza. Poi c'è la ludopatia, cioè la sofferenza, il pathos del giocare. È una malattia. È una malattia vera e reale che adesso sta per scoppiare una bomba, ragazzi. Noi non lo metto in copertina perché a noi interessano le cose nostre e non ci sono giocatori del Napoli coinvolti in questa cosa, ma adesso ne parliamo perché probabilmente in queste ore o nei giorni che verranno stanno uscendo delle cose molto importanti. Lo accenniamo: muscolo adduttore lungo della coscia, salvo sorprese salterà anche il Monza, proverà a tornare a fine mese. Bodugno ci aggiunge: buongiorno fuori per almeno 2 settimane, Spinazzola ancora in dubbio, stagione finita per Jesper Lindstrom. Anche qua ci interessa perché è nostro e non è andata benissimo la sua esperienza in Inghilterra. Leggevo di 0 gol e 2 assist, non ha fatto presa sicuramente, e già a prescindere non sembravano interessati a riscattarlo. Operato per ernia inguinale, quindi ci ritorna sicuramente e va piazzato perché non mi sembra, non mi sembra un giocatore contiano, ma non so se è un giocatore per chissà quale allenatore. Magari lo metti in una squadra tipo De Zerbi, però nemmeno mi sembra un grande palleggiatore, non lo so. Lindstrom non mi ha mai convinto più di tanto. Divieto di trasferta, giustamente, perché per Monza Napoli, ecco qua, perché ne stavamo parlando con il gruppo. Commesse illegali poker online, indagati 12 calciatori di Serie A, i nomi emersi dalle chat nei telefoni di Tonali e Fagioli. Ecco di chi si tratta. 12 calciatori: Florenzi, Zaniolo, oggi Fiorentina ma all'epoca dei fatti era Roma e Galatasaray, Mattia Perin, uno di quelli che all'avanguardia con lo psicologo che fa tutti dei discorsi così, McKennie, Paredes, Di Maria, Bellanova, Samuele Ricci, Cristian Buonaiuto, Matteo Cancellieri, Junior Firpo e il tennista Matteo Cica, ce lo mettiamo. Insomma, io spero sempre che nessuno dei calciatori del Napoli venga coinvolto in cose del genere, perché poi dove poteva succedere, in quale città, facciamo le cose, ma come si può vedere in quale città, in tutte le città tranne che a Napoli, onestamente, per quello che sta uscendo. E quindi se ci saranno delle novità la bolla scoppierà e ci saranno altre polemiche pazzesche. Altra cosa che posso confermarvi è che Conte parlerà questa volta in conferenza, ci fanno sapere domenica verso le 14 ore italiane, quindi noi ci sveglieremo, saremo pronti per farlo, per ascoltarlo, sperando che gli arrivino le domande giuste, perché ovviamente non è una partita banale, al di là di quelle che sono le velleità di scudetto. A me piace anche il secondo posto, c'è un bello stacco, c'è uno stacco importante in questo momento tra noi e il terzo posto, sarebbe bene consolidarlo, perché se tu consolidi quello là, poi dopo se uno inciampa dai piani di sopra tu ne approfitti così. Se invece si galleggia è un peccato, il finale poi della stagione si trascina e non è il caso. Invece no, belli tosti, andiamo, facciamolo, vogliamo farlo, e anche ti dà una spinta anche verso la prossima stagione, che non è da sottovalutare. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, vi chiedo dei like finali se ne avete, ma se non li avete non fa niente, l'importante è che i veri eroi hanno visto tutto il video.